La libertà politica è fondamentale e ognuno si può formare le sue opinioni e se non sono lesive del bene comune sono tutte legittime. A margine della visita ai senza dimora ospiti nella mensa alla Casa dell'Ospitalità di Mestre, Monsignor Francesco Moraglia è tornato a parlare del delicato tema dell'autonomia del Veneto e della separazione tra Venezia e Mestre, di cui in questi giorni si sta discutendo, soprattutto perché i comitati per il sì hanno chiesto una data alla Regione per il referendum. Moraglia aveva incontrato gli autonomisti lo scorso luglio, ma non ha mai preso posizione in merito, concetto che ribadisce, spiegando il perché. Io non entro in questioni che hanno determinato delle polemiche. Io ho parlato in un contesto che era lontano dal momento referendario per non entrare in una scelta politica specifica. Ma è chiaro che prima che le scelte politiche, partitiche o di parte c'è una valutazione del bene comune della società, per cui ognuno può farsi le sue idee e ritenere che una scelta piuttosto che un'altra corrisponda al bene del territorio e della popolazione.